Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman da Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video lo sto registrando verso le 8 di venerdì, oggi è venerdì. Vedete la luce naturale perché ho messo un effetto sul telefono che mi dà la luce naturale, il più naturale possibile, oltre al lampadario. E poi tengo anche il faretto, che l'ho messo proprio davanti a me, cioè mi ha fatto proprio la postazione davanti a me, così mi dà più luce, mi dà un po' più di luce puntata verso di me. Vabbè, in questo video parleremo infatti se vedete che a volte chiudo per più di un secondo gli occhi è perché tengo la luce sempre puntata, però in questo video parleremo di una notizia che è uscita nelle scorse ore, cioè Manfredi vende lo stadio a Napoli, lo stadio di Armando Maradona a Napoli. Allora, è una buona notizia questa che Manfredi vende lo stadio. Dovrebbe venderlo perché è uscita un'intervista a Gaetano Manfredi e ha detto no, io con De Laurentiis non ho mai litigato, non c'è stata mai una diatriba con il presidente del Napoli, anzi io stimo molto De Laurentiis per quello che fa per il Napoli e per i napoletani. E fin qua, ok. Diciamo vuole Manfredi vuole replicare quello che hanno fatto a Milano, che il comune di Milano ha fatto con San Siro, che ha venduto già le quote di San Siro al Milan e all'Inter. Ricordo che giocano nello stesso stadio Milan e all'Inter. E in pratica, eh, nello stadio Maradona dovrebbe essere venduto perché poi si avvicina il centenario del Napoli, cioè il Napoli che festeggia i suoi 100 anni. Ricordiamo che il 1° agosto del 1926 la SSC Napoli nasce ufficialmente, quindi più passano i mesi più si avvicina il primo agosto del 2026, quindi direi pure entro magari febbraio-marzo, se il Napoli riesce ad acquistarlo, fosse una bella cosa. Magari se entro febbraio magari il Napoli riesce sempre ad acquistare lo stadio, potrebbe pure ad apportare magari qualche piccola modifica, qualche piccolo miglioramento allo stadio. Come magari ai bagni, che i bagni fanno schifo, ci sta l'acqua che perde dai gabinetti, l'acqua che scende dai tetti dei gabinetti, poi nella partita tra Napoli e Karabag il tetto, il soffitto del Maradona che separava la curva B superiore alla curva B inferiore, se non mi sbaglio, e quella è la zona dello stadio. Ci scorreva l'acqua perché stava piovendo e ci scorreva molta acqua. Quindi in queste due zone di stadio devono essere apportate entro agosto. Poi magari dopo questo si possono migliorare altre cose, per esempio la rimozione della pista d'atletica, ma non penso che la rimuovono perché ci stanno molti posti di lavoro, cioè molti atleti che vanno a correre, ad esercitarsi a Maradona, quindi sarebbe come un torto, fare un torto a loro, però magari ci stanno le cose da migliorare, per esempio il tunnel che porta al campo, perché i giocatori passano per sotto, perché ci sta diciamo, un fosso dove passano tutti i giocatori per andare nel campo. Là per esempio è una cosa che si potrebbe migliorare perché fa schifo là sotto. Magari ci metti un po' d'erba, un po' d'erbetta sintetica
per tutta la cosa, se è là perché è meglio, no? Invece di far passare i calciatori sul cemento che si magari hanno appena nasce vita questi hanno appena comprato le scarpette nuove e si scassano perché succede, vai a prendere delle scarpe in pelle, per esempio, le Adidas in pelle, e si scassano subito i tacchetti, quindi ci va a creare pure un problema ai giocatori per questo motivo. Però eh, eh, sì, ci stanno le cose da migliorare, ah. Ce ne sono molte, ce ne sono molte, oltre a queste qua che vi ho appena citato. Per esempio, un'altra cosa nuova, l'ultima cosa nuova, e poi chiudiamo col video, è per esempio quando andai allo stadio, l'esterno dello stadio che cade a pezzi, magari ci fai un piccolo miglioramento, lo migliori giusto un poco, ci metti qualche fondamento in più, così è più resistente magari, e hai fatto. Diciamo così, e rendi un po' lo stadio un po', tra virgolette, un po' più moderno. Poi mentre apporti queste modifiche, vai a creare lo stadio nuovo, chiedi il permesso al comune per lo stadio nuovo, magari a giugno chiedi lo stadio nuovo e io il permesso di costruirlo su dei territori. Io ho sempre il desiderio di che lo costruiscono parti vicino a dove abito io, poi per esempio si parlava già l'anno scorso da Fragola e queste zone qua, però non penso che Arello De Laurentiis lo fa da Fragola, diciamo vuole un posto con un parcheggio interno. Ecco, il parcheggio interno è per esempio un'altra cosa che si potrebbe migliorare è Maradona, che sono inagibili i parcheggi interni del Napoli, dello stadio Maradona, ed è un'altra cosa che si potrebbe migliorare, magari apportarlo nello stadio Maradona. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, ciao!